È nel 1001 che il nome di Gorizia appare per la prima volta in un documento. Sulla base di fortificazioni precedenti tra il 1200 e il 1300 viene costruito il suo castello, simbolo della città. Il borgo castello ospita la chiesetta medievale del Santo Spirito del 1398, nonché numerosi musei, tra cui quello piuttosto singolare dedicato alla moda e alle arti applicate. Scendendo dal castello ci accoglie il centro storico, caratterizzato dallo splendido colonnato che delimita Piazza Sant'Antonio, dove si affacciano due tra i più interessanti palazzi della città: il Palazzo dei Baroni Lantieri e il Palazzo dei Conti Strassoldo, recentemente riconvertito in un lussuoso hotel. Il Settecento consolida il primato culturale di Gorizia, che si abbellisce notevolmente grazie a Niccolò Pacassi, il quale progetta Palazzo Attems, che dal 1900 è sede del Museo Provinciale. E della seconda metà del Settecento la costruzione della sinagoga ebraica, esempio di pace e tolleranza. Gorizia si conquista l'immagine di città giardino e viene considerata la Nizza d'Austria, divenendo luogo privilegiato per le vacanze della nobiltà austriaca, ma anche punto d'incontro per artisti e poeti. Nel corso della Prima Guerra Mondiale è teatro di cruentissime battaglie. Con la Seconda Guerra Mondiale gran parte del territorio goriziano viene annesso all'allora Jugoslavia e nasce Nova Gorica. Il muretto e la rete che dividevano le due Gorizie sono stati rimossi nel 2004 e sostituiti da un mosaico, dando vita all'attuale piazzale della Transalpina. Oggi Gorizia è sede di vari corsi di laurea e non è scemata la sua vocazione culturale. Basti ricordare il concorso corale Seghizzi, che vede la partecipazione di cori di altissimo livello provenienti da ogni parte del mondo, il concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer, il premio alla sceneggiatura cinematografica Sergio Amidei e il coloratissimo Festival internazionale del folklore. Per raggiungere Gorizia si percorre l'autostrada A4 Venezia-Trieste, uscendo al casello di Gorizia Villesse.